Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci seguiranno e a Salvatore Capalonga che presenteremo Grazie stasera. tante Sandrina e buonasera a con i suoi tutti. libri. Buonasera. Ringrazio tantissimo non vinerò Donato Rinaldi, il nostro grande regista che ci ha guidati e che mi ha fortemente coinvolto in questa avventura di presentare musica e poesia. Adesso presenterò Salvatore Capalonga, un poeta che ho conosciuto da un po' di anni, è un poeta siciliano di Mussumeli, conosciuto qualche anno fa. Mi aveva invitata al reading poetico di Mussumeli e io non sono potuta andare, però lui ha gradito ricevere le mie poesie, le ha lette e le ha inserite anche nell'antologia facendomene dono. Il suo modo di scrivere poesia affronta tematiche molto importanti, anche se è molto diverso dal mio modo di scrivere la poesia, ha un'impronta politica, umana e analizza il modo di vivere del nostro tempo, che è molto vario, nei sentimenti, nella quotidianità e guardando ai diversi popoli con gli usi e costumi che sono molto diversi, anche se siamo tutti cittadini di questo mondo. Lui la sua poetica è una denuncia verso chi detiene il potere. È fondatore del gruppo Canto alla Luna, dove anch'io posto ogni giorno la mia arte e nei suoi versi canta anche la natura e le conseguenze prodotte dal progresso sfrenato. Leggo insieme al nostro ospite delle poesie. Lui ci leggerà. Cosa ci leggerai tu, Salvatore, come poesia? Io vorrei leggere un paio di poesie. Vorrei iniziare con una dove il titolo è Signor Ministro. Mi ha irritato tantissimo quando nel 2020 che so, allora il ministro era Alfonso Bonafede. L'altra? L'altra è George Floyd, il povero ragazzo afroamericano che è stato, direi, barbaramente ucciso dai poliziotti americani e ancora non si è capito perché. Ecco. Perfetto. Io avrò l'onore di leggere due delle sue poesie, Il mondo visto dai bambini, Madre Terra e Kabul, che sono molto significative e molto all'impronta del nostro tempo. Ora io penso che Donato manderà la sigla e così possiamo avviarci a presentare questa puntata. Bene. Sei nata senza nome e non riesci a sentire quando ti chiamo vieni per te far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola e abbracci stai lenzuola. Scorrere in cuore quando non riesci a dormire. Ninna nanna, ninna nanna, resto io. Eccoci di nuovo. E allora presentiamo il nostro ospite, Salvatore Capalonga, e lui ci parlerà anche lui del suo vissuto. Ha mandato una biografia. È nato 64 anni fa a Mussumeli, è un siciliano, ha delle vecchie poesie scritte tantissimi anni fa. Ho visto qua nella sua biografia che ha moltissimi premi, poi fa parte anche del gruppo, ha fatto parte del gruppo Sabato del Villaggio, poi ha fondato Canto alla Luna e poi è anche iscritto alla Federazione Unitaria Scrittori nel 2017. In passato è stato proposto di far parte dell'Accademia dei Poeti Federico II e uno dei fondatori nella provincia di Caltanissetta. Ci vuoi parlare anche tu un po' di te?
così ci spieghi Senza meglio dubbio. il tuo Sì, percorso io dei tuoi libri, di quello che hai fatto. penso che fin da piccolo sono sempre stato, come dire, attirato dalla poesia. Ne ho scritte tantissime anche da bambino, anche se erano poesie chiaramente da piccolo, da bambino, anche se le scrivevo sul diario di allora e l'anno appresso non le avevo più. Però adesso chiaramente crescendo ho conservato tante poesie e ne ho moltissime. Chiaramente la mia poesia cos'è? Io in un certo qual modo dico che le poesie non le scrivo io, me le scrivono i fatti quotidiani, quello che accade io scrivo e basta, non c'è, che ne so, appena mi colpisce qualcosa di forte che accade realmente, allora impiego 3-5 minuti a scrivere una poesia. Poi però ho il piacere, ho proprio il gusto, è un mio piacere, insomma, di volerla mettere in metrica, cioè in rima in metrica, perché è un mio piacere, insomma, mi piace così. Oltre alle È un poesie, modo di scrivere. Sì. sì, sì, ormai mi sono specializzato, diciamo così. Certo. Come dire, la mia poesia nasce appunto da questo. Poi, oltre alle poesie, ho scritto diverse commedie, sia in italiano che nel mio dialetto siciliano, nel mio dialetto nisseno. Ho scritto alcune canzoni, di cui alcune sono postate anche su YouTube, ma non cantate da me, Sì. io soltanto il testo, chiaramente. Mhm. Ho scritto diverse favole di cui ho la voglia di fare un altro libro, insomma, con queste favole. Sono 8 o 9, non ricordo bene. Dove le favole chiaramente ai bambini fanno ridere, però agli adulti insegnano qualcosa di forte, danno un forte messaggio, quelli contro il bullismo, Servono anche contro agli adulti. il razzismo, contro il femminicidio e così via, insomma. Dipende quale Certo. favola prendiamo, insomma. Quello è il rispetto verso la natura e così via. Sono poesie di denuncia per quello che Le ci mie sono circonda. tutte poesie di denuncia, raramente io scrivo una poesia che non sia di denuncia, ecco. Mhm. Tranne in qualche occasione, quando scrivo qualche poesia d'amore, magari anche perché dedico qualcosa a mia moglie pure, ma solitamente l'80% sono poesie di denuncia, poi ogni tanto faccio una filastrocca, un tautogramma, una croce, queste cose così, insomma, che uno poi si diletta anche in queste altre Per cose. alleggerire un po' gli argomenti, per Sì, alleggerire un sì, po' perfetto, la per vita, alleggerire, diciamo, per non qualche essere poesia di sempre, leggerezza. ecco, per alleggerire un poco Il mondo che ci circonda, il mondo che brava, ci brava circonda. Sofia, per alleggerire un po' Il tutto. titolo della tua silloge, e mi Il pare titolo che della mia silloge è Storie di ordinaria ingiustizia. giustizia. Ecco. Perché? Eccola qui, Storie di ordinaria ingiustizia. Perché questo titolo? Questo titolo perché vedo che le ingiustizie, purtroppo devo dire, nel nostro mondo sono tante. E io che scrivo sempre l'attualità reale, vera e pura, quella che sia, che si può toccare proprio con mano, e allora mi accorgo che l'ingiustizia in questa terra è tanta. Purtroppo comanda il denaro. Devo Certo, dire è più purtroppo. della giustizia, purtroppo, l'ingiustizia. È più della Sì. giustizia. Sì, purtroppo. Mhm. E questo, poi veniamo investiti, diciamo, a volte portiamo sulle spalle il dolore del mondo, oltre che il nostro, quello Sì. di tutti. Perché Io forse una la volta, sensibilità di un poeta viene colpita più rispetto, perché ognuno di noi abbiamo le nostre doti che il Padre Eterno ci ha dato, ci ha donato, e chi ha la sensibilità di cogliere quello che circonda, poi riesce a metterlo in versi, lo riesce a trasmettere agli altri, e gli altri che hanno la possibilità di cogliere il significato, di essere investiti da questa emozione che è la poesia, anche in queste denunce, in questi versi che sono proprio, che rappresentano il nostro mondo attuale, tutto è quello che ci sta vero, anche succedendo, perché sta perché succedendo tanto nel mondo.
tanto. Volevo dire che i poeti soprattutto sono molto sensibili, altrimenti non potrebbero scrivere. E quando Ecco. accade qualcosa, subito vengono colpiti forse più di certe persone meno, come dire, io personalmente mi sento colpito tanto da certi fatti, anche tristi a volte che accadono, Soprattutto, ed è questo che poi mi porta a scrivere la poesia in un niente magari così. Ecco. certo, certo. Ci Io se vorresti vuoi, fare ascoltare? sì, Dimmi, cosa questo vuoi dire più volevo. dei tuoi libri, di quello che hai fatto in passato? Ma Eh, io ho letto che ti sei mi piace occupato. Sì. tanto cosa ho fatto in passato. In passato io ho scritto, cioè, andando da ragazzo ho partecipato alla recita di diverse commedie, tutte in dialetto siciliano, di Nino Martoglio, la stragrande maggioranza Ah, erano. ecco, Il nostro Martoglio. messinese. Mhm. Mi sono divertito tantissimo. Divertendomi tanto, ho pensato di scrivere alcune commedie. Ho cominciato a scrivere commedie, alcune in italiano, altre in dialetto, nel mio dialetto locale, nel mio vernacolo locale, chiaramente. E così sono state Certo, fatte, sono piaciute, insomma, sono belle. Adesso da un anno in qua mi sono iscritto ad una compagnia teatrale, hanno fondato qui al mio paese una compagnia teatrale e allora partecipo, di cui abbiamo già fatto una prima commedia, dovremmo farne un'altra adesso, a breve scadenza, insomma. Poi, oltre alle commedie, dico, c'è queste favole che le scrivo così, scrivo le canzoni, scrivo anche canzoni perché a volte mi vengono proprio così. Non ne ho scritte tante, ma ultimamente a volte stimolato da alcuni amici miei che cantano però, dici guarda perché non certo, mi scrivo le canzoni, vediamo di farle così. A certo. volte mi è venuta, a volte mi è venuta, ma non sempre perché sono più propenso verso la poesia, sinceramente. Sì, Eh, la Adesso parte sto più mettendo a recitare, importante, per sì. scrivere le commedie le sto recitando anche, e sempre con Mhm. molto piacere. Io faccio tutte le cose con estremo piacere, ecco, Cioè, più per divertirmi che altro, ecco, diciamo la sì, verità. sì, ma per riuscire bene ci vuole la passione in tutte le cose che Sì, facciamo. se non ci Ci vuole un avessi la pizzico di passione, follia e un po' di passione. Questo ci sì, vuole. guarda, ci vuole follia e poi bravo, hai detto la parola Ecco, gli esatta. artisti sì, siamo folli, Perché se io non non ci avessi diamo la passione, effetti. lascerei Sì, sì, perdere. sì, Però sempre quel certo. pizzico di follia, diciamo, c'è, diciamo, nel fare certe cose che a volte sembrano da matti, insomma, ecco. Sì, Invece poi sì, quando certo. riescono c'è Ci una rendiamo grande conto anche da soddisfazione. soli. Sì, 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 sì. è così, è così. Ecco. Allora, vorresti leggere una delle tue poesie? Sì, io Quale ci vorrei leggi leggere per prima? questa, vorrei leggere, ha per titolo Signor Ministro. Signor 2 anni Ministro. fa, come pensiamo tutti, purtroppo, 2 anni fa, insomma, 2020, diciamo, c'era il famoso Covid dove ci hanno tenuti tutti legati a casa ed era anche giusto così. Però arrivato a un certo punto, il ministro che allora era Bonafede, Alfonso Bonafede, aveva scarcerato qualcosa come 500 alti colonnelli della Camorra, della malavita organizzata in genere, dico mafia, Camorra, quello che sia, insomma, della criminalità organizzata. Questo mi ha fatto molto arrabbiare e secondo me ha fatto arrabbiare anche gli italiani. Quindi E ho scritto come? questa Ti sei poesia fatto in modo portavoce. che mi sono fatto portavoce degli italiani e ho scritto questa poesia al signor Ministro. Appunto, signor Ministro, che cosa mi fai mai, caro Ministro? Ti ritenevo, sai, grande maestro. Avevi certo pieno il tuo registro. Non hai però avuto il giusto estro. Ministro, non possiamo far rischiare la vita a guardie e poliziotti e dopo con la spugna cancellare reate e pene a tutti i corrotti. È il grido degli italiani onesti che non accettano liberare presto vari delinquenti che tu arresti per reati gravissimi del resto. Nessuna amnistia e manco indulto.
Questo favore, sai, non è dovuto. Quindi mostrati d'essere adulto, vai a casa per garbo ricevuto. Infine, non posso io pensare che tu parteggi per i delinquenti. Tu non dovresti, e quindi non osare mandare allo sbaraglio i nostri agenti. Caro Ministro, scusami se insisto, che questa scelta assurda sia corretta. Non dirmi che sia stato un imprevisto. Perdonami, è il cuore che me l'ha detta. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Molto Io incisiva, ho molto voluto dire incisiva, molto incisiva, molto sia al attiva. Ministro, ma ho voluto dire chiaramente che gli italiani, secondo me, erano un po' tutti in disaccordo di liberare Certo, tanti malavitosi, chiamiamolo così, insomma, dai. certo, E certo, proprio che storia. magari i poliziotti, i carabinieri, insomma, fanno tanto per acciuffarli e poi tu il giorno dopo li liberi, ma no, cioè, io posso capire Certo, magari il piccolo rubagalline, tra virgolette, nel senso buono della certo, parola, ma non alti colonnelli della criminalità organizzata, quelli no, certo, quelli certo, non li puoi certo. liberare. Ci Questo sono almeno è il mio cose pensiero, che... questo è il mio pensiero, non voglio generalizzare, ma la penso così. Certo, certo. Eh, Io dopo questa tua poesia leggerei una sempre tua poesia, avrò l'onore di leggere una tua poesia, Kabul, che proprio sull'argomento che abbiamo fatto, questa è una parte del mondo diversa dalla nostra, mentre in ecco, quell'altra poesia che tu hai fatto, diciamo che è molto inerente al nostro luogo, alla nostra Sicilia, al nostro sì, sud dell'Italia, molto legata a questa situazione. Mentre Kabul, perché siamo tutti cittadini del mondo, no? Perché c'è una civiltà manco diversa un'esocene. in ogni posto, diversa, ma siamo tutti cittadini del mondo. La libertà dovrebbe essere rispettata da tutti, anche se dove inizia la libertà degli altri finisce quella nostra. Ci vorrebbe un rispetto, il rispetto è quello che c'è poco, l'onore, la dignità, il rispetto è quello che c'è poco. Se ci Quello sarebbe che più ci onore, vorrebbe dignità e sarebbe rispetto, il rispetto, ecco, capire quello che io posso perfetto. dire, fare e tutto, però non devo mai Bravo, assalire rispetto verso gli te. altri, verso gli altri. Brava, brava, sì, Allora, il rispetto. leggiamo Kabul. Sì, Leggiamo leggila. Kabul, che sono dei fatti molto recenti che hanno colpito Sì, un po' tutti. per questo E chi sono più o stato meno, colpito di quella, sì, oserei dire, di hai quella detto fuga il che tuo l'Occidente pensiero. ha fatto, perché era Certo, impossibile che tutti andassero via, Francia, Italia, gli Stati Uniti e tutti, Gran Bretagna, cioè andassero via così in modo pacifico, senza che nessuno sparasse un colpo. Vuol dire che sotto c'era un patto, certo, secondo me. certo. Si erano accordati, dice guarda, noi ce ne Sì, andiamo, e poi voi vi riprendete l'Afghanistan e non mi importa. certo. Ecco, Certo, vai e così. sappiamo ormai come gira il mondo. Ha Ecco, interpretato il pensiero di molti, posso dire di sì. molti, non so se di tutti, perché non ho la presunzione di sapere che sia il pensiero di tutti, però è il pensiero di molti esseri pensanti, perché siamo esseri pensanti e dovremmo pensare molto anche quando sentiamo la storia degli altri popoli. E allora leggiamo Kabul di Salvatore Capalonga. Kabul, ed ecco nuovamente il talebano, le donne con il burqa, oppure il velo. Mi sa, 20 anni sono passati in vano. Lo vedo adesso, tetro, questo cielo. La frettolosa fuga che ha fatto, un poco tutto quanto l'Occidente. Mi sa che sotto sotto c'era un patto, abbandonare l'Afghanistan e la sua gente. Adesso quei ragazzi sventurati, che erano cresciuti tutti tra i civili, piacerebbe non essere mai nati nel vedere quelle persone vili. Le donne sono scomparse dagli uffici, adesso quel regno dei maschi, mentre prima esse erano ben felici. L'Occidente ha commesso tanti fiaschi, neppure per le strade a fare spesa si vede gente sesso, che vergogna. E spesso una bambina viene presa, certo comprata da qualche carogna. Per l'Occidente grande sconfitta, democrazia di certo non si esporta. Buttato si ha la civiltà in soffitta, degli afghani a nessuno importa.
è una poesia molto forte, molto cruda. E io l'unica cosa che, anziché pensare, dire nessuna, direi a molti non importa, perché ancora c'è qualcuno, perché se un poeta arriva a scrivere questo, c'è qualcuno che agli afghani ancora ci pensa. Sì, ma Se c'è qualche poeta che intendevo interpreta il dire dolore di un le popolo, persone che contano vero e proprio, intendo dire i politici di alto sono rango. nessuno, non importa, questo sì, Ecco, allora questo non sì, importa nessuno, altrimenti non l'avrebbero questo sì. abbandonato così in modo pure scorretto, direi, l'Afghanistan, ecco. Certo, certo, certo. E adesso se ascolteremo una videopoesia, è una poesia mia che Donato Rinaldi ha elaborato in maniera bellissima, magistrale, e come il suo solito, bravissimo in tutto quello che fa, e è molto significativa rispetto a questi problemi, e a quello che potrebbe essere il pensiero di ognuno profondo, di ognuno di noi, che dovrebbe essere, si dovrebbe guardare di più, ci dobbiamo guardare di più intorno. Sì. Giù il sipario, spente le luci, calato il sipario, le porte del teatro chiudono i battenti. Attori senza volto, senza nome, protagonisti ignari di storie distorte. Vagano per strada nel loro nero mantello. Lunghe ombre lambiscono i marciapiedi, prodotte dalla luce sfocata dei lampioni. Ingorgiano un randaggio nel suo vagabondare, segnato dal destino di chi non vuol mollare, vedendo in quel povero animale lo stesso loro triste destino, dopo il troppo amare. Non ci sarà più attore a calcar la scena, né luci ad illuminare il rosso scarlato dei tentoni di quel palcoscenico immenso della vita, di una vita vissuta solo a dare amore. A chi di questo non importava niente. Giù il sipario ormai perpetuamente, mentre l'auto scura si inoltra nella valle, solcata da fiumi di lacrime che sgorgano da chi della scena e della vita non ha capito niente. Poesia e voce di Santina Gullotto. Eccoci qua. Allora, Salvatore, ci vuoi Complimenti, parlare? Santina. Grazie, grazie. Ci vuoi parlare del tuo reading poetico che hai fatto a Musumeli? Che questa è una cosa che hai realizzato per i ne ho poeti. fatto Ecco, ben tu che sai 3. meglio. Io l'ho fatto nel 2018, nel 2019, poi nel 2020 purtroppo non si poteva fare. Speravo il 2021. Solitamente lo faccio a maggio, perché è una giornata bella, diciamo. Non c'è molto caldo, non c'è freddo. Poi l'ho fatto a settembre invece perché ancora a maggio nel 2021 non si poteva. Io invito tantissimi poeti e ho avuto il piacere di conoscere e di far arrivare nel mio paese, a Mussomeli, tanti amici poeti, dove ognuno leggeva una sua poesia o addirittura 2 se c'era il tempo, dipende dalla quantità delle persone. Certo, se eravamo una quarantina, allora più di una non se ne poteva leggere. Se eravamo 20, 25 massimo, iniziando un po' prima,
un paio di poesie a testa si potevano leggere. Poi, come dire, era una gran bella festa praticamente, una festa perché eravamo tanti che ci conoscevamo e quelli che non ci conoscevamo era l'occasione buona, giusta, ghiotta per conoscerci. E quindi ho fatto amicizie con tantissime persone, ho avuto la possibilità di conoscere persone che sono veramente poeti molto, molto bravi, che mi hanno insegnato pure tanto. E io umilmente dico, li apprezzo e li ammiro perché mi hanno insegnato tante cose. E nella mia idea penso che anche quest'anno lo farò. L'anno scorso non l'ho fatto perché ero impegnato con la commedia, niente, mi sono distratto dalla commedia e non l'ho fatto. Però ritengo che E anche questo speriamo maggio... che non si realizza dopo. ma io già ti invito da adesso, Santina. Anche se poi mi farò... Speriamo di poter venire. Ecco, sì, questo è Ci il terzo, proviamo. del terzo reading di poesia. L'antologia. Sì, questa è stata l'antologia che abbiamo fatto nel terzo reading di poesia, dove si vede, questa è quella del secondo reading di poesia, quella del primo reading forse non l'ho mandata. Sì, sì, questo ce l'ho pure io. Ah, sì, sì, questo te l'ho mandato a te perché tu mi hai mandato le Pure poesie, io anche se non questo. sei potuto venire, sì, Sì, sì. sì, ho mandato e ce l'ho questa antologia. È una Eh, bella raccolta di questo- poesie, una bella presentazione di poeti c'è stata. L'ho vista anche su YouTube, poi io. Sì, 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 sì. è stata postata grazie all'amico Salvatore Pavata, che è un mio amico qua, paesano mio, che ha ripreso tutto il reading praticamente e Sì, poi lo ha certo. postato, diciamo, su YouTube. Se si va a Ecco. cercare reading di poesie a Mussomeli, insomma, si trova anche facilmente, tutto sommato. Ed è un'esperienza che mi ha veramente, che mi ha arricchito tanto. Mi ha arricchito tanto perché mi ha fatto conoscere tanti poeti e vedo che la pensano tutti come me, in un certo qual modo. Sono persone squisite, per bene, corrette. Cioè, il poeta forse è proprio così, non lo so io. Non vuole sopraffare l'altro, così ascolta, sa ascoltare, soprattutto le persone che sanno ascoltare, secondo me sono le persone più brave che ci siano, perché non si deve solo parlare, ma si deve anche sapere ascoltare, Saper in modo ascoltare gli altri. di esserci il dialogo, ecco. Certo. Non è che parla solo uno e basta. Va Com'è. bene. Salvatore, ci leggi l'altra tua poesia che avevi piacere di Sì. leggerla? Così, Sì, io questa mi ha irritato tanto perché, che dire, io non so se vi ricordate quando in America un poveraccio, insomma, stava tornando a casa per i fatti suoi, si chiamava George Floyd ed è stato ucciso dalla polizia, insomma. Bene, leggiamo. Mi ha È un sconcertato un po' il sonetto mondo. laudato praticamente, quindi è breve. Solitamente le mie poesie sono quasi sempre brevi. George Floyd. Io inizialmente qui faccio la parte del poliziotto, dopo successivamente quella del povero George. Della vittima. Della vittima, diciamo, sì. George Floyd. Ti prendo e poi ti strozzo. Non legnarti. Non sei di certo bianco pur borghese. Onora la divisa e non rialzarti. Non puoi tu certo aver tante pretese. La legge mi consente di schiacciarti. Sono io che rappresento sto paese. Non dire poi che male voglio farti. Le gambe sul tuo collo o ben tese. Ti prego, ma perché mi vuoi ammazzare? Non ho fatto niente, te lo giuro. Togli la gamba, fammi respirare. Se tu sei un uomo giusto e puro, ti chiedo solo di lasciarmi andare. Ti prego, sto morendo, ti scongiuro. Perché mi vuoi strozzare? Lo so che ti fa forza la divisa, ma tu, la mia persona, l'hai uccisa. Questo Ed è molto, molto. quello che è successo
tristemente devo ricordare quello che è successo realmente in America, dove magari forse la polizia è un po' più violenta della nostra, non lo so. Io vedo a volte i nostri poliziotti, i nostri carabinieri che magari cercano di aiutare le persone se sono in difficoltà. Non sono tutti uguali, non sono tutti E uguali. da lì, Per fortuna. per fortuna, sì. Per nostra fortuna, sì. Qua sono veramente persone, veramente brave persone che cercano nei limiti del possibile di aiutare il E di cittadino. far rispettare la legge, c'è Far certo un po' rispettare la legge, l'ordine, se uno l'ordine ci non ha fatto vuole. niente, che magari passeggia per i fatti propri, cioè Logico. Purtroppo sempre ci vuole l'umanità nei anche, limiti l'umanità. del possibile cercano di aiutare il cittadino e non di... Certo, E da lì poi è nato il Black Lives Matter, cioè la vita dei neri conta, insomma, certo. conta anche la vita dei neri, cioè che poi in America è successo un casino, insomma, negli Stati Certo. Uniti, proprio da Perché poi è partendo da uno susseguirsi di è stato eventi. anche se successivamente ne sono successe altre di cose, Certo, un sì. susseguirsi di eventi simili, perché poi li emulano gli altri, perché Sì. le menti non sono tutte equilibrate, perché Mm. purtroppo viviamo in un mondo dove ci sono gli elementi non equilibrati e gli elementi equilibrati. Sì. Purtroppo è così, Purtroppo, le devo forze dire, del male sì, ci sì. sono e si servono di questi animi deboli per causare del danno e dare un cattivo esempio di male, perché vogliono purtroppo il male c'è, come c'è il bene, c'è il male. Purtroppo il male esiste così come il bene, e non sempre quelli che agiscono, diciamo, agiscono per il bene, ma agiscono proprio per il male delle persone. Certo, Non lo ci so, sono perché diverse hanno categorie. questo male dentro, non so. Certo, così è la vita, e Questa è la anzi vita. con l'arte, stiamo cercando con l'arte, con la musica, con la poesia, Vedi? con la cultura, di sensibilizzare le persone per andare verso una vita migliore. Si spera sempre di migliorarci l'un l'altro, questa è la cosa importante. Vedi, E io per vedo mitigare un molti po'. iscritti, questo solo, Santina, scusami, vedo molti Sì, no, iscritti da ti prego, scusa me da che parte di tantissimi poeti, che te compresa, che tutti scriviamo per il bene, per il bene del mondo, che so, dall'inquinamento al bullismo, al razzismo, a tutto, cioè siamo sempre contrari. Tutti Certo. siamo a favore del bene, del Stiamo bene, del bene. lottando Ma per noi migliorare. almeno questo possiamo farlo, scriviamo, dobbiamo scrivere, non dobbiamo dire tanto non facciamo nulla, no, almeno dobbiamo il provare. quello che possiamo fare noi sarebbe quello di scrivere le cose. Scrivere e dare il buon esempio. Certo. Tanto il buon esempio, chiaramente, sì, questo dare il sì. buon esempio, certo, è molto E importante. questo dobbiamo farlo. Certo, quindi, non dobbiamo smettere, deve essere come una missione. A volte scrivere, voglio anche ringraziare scrivere. Margherita che mi sta scrivendo, siamo tutti contenti. Sì, Margherita, ci L'amica Margherita che è venuta pure lei qui a Mussameli in un reading di poesie. L'altra puntata ho iniziato con lei. Sì, ho visto tutta la puntata. Spero di presentare altri autori che come voi si impegnano in questa lotta contro il male. Diciamo, impegniamoci in questa lotta contro il buio. Cerchiamo di portare luce con la poesia e con l'arte, di portare luce e aiuto psicologico agli altri. Chi ha quel pizzico di arte, insomma, che sia poesia, che sia pittura come te, tu ne hai tante di cose belle che sai fare, dobbiamo sfruttarle per il bene, per il bene dell'umanità. A fin di bene, certo. A fin di bene, sempre. Ecco, leggo io la poesia Madre Terra, questa per mitigare un poco quello che abbiamo detto finora. Il mondo visto dai bambini, anche se anche in questa poesia la crudezza di quello che sta succedendo. È la metafora, insomma, cioè quello che dice, insomma, veramente, è un po' come se i bambini dicono, ma guardate che qua sta andando tutto a scatafascio, insomma, vediamo di riprenderci. Ecco. E come. Intanto leggiamo Il mondo visto dai bambini. Madre Terra, sempre di Salvatore Capalonga.
scritto nel settembre del 2021. Madre Terra, figlioli, ma che fate? Ancora non capite che cose poco grate vi son ben riuscite? Il buco nell'ozono l'avete voi creato, chiedetemi perdono se sono in questo stato. Guardate che i ghiacciai si stanno sciogliendo tutti, seminando tanti guai, causando quindi lutti. I fiumi avvelenati e la moria dei pesci, poi gli alberi bruciati. Uomo, qui bene riesci. Perché ogni foresta la stai tu distruggendo? Nessuno che protesta, qualcosa adesso, attento. Certo, deserto avanza ancora, non lo capite. Sarà vostra ignoranza se adesso non son fiorite. A gennaio mimose e da febbraio il pesco. Se così assai curiose, a me sembra grottesco. Le scorie nucleari potete sotterrare, inquinano tutti i mari, le acque non più chiare, perché voi non vedete quell'isola gigante. Fate cose concrete, plastica recuperate. L'inquinamento adesso c'è il controllo, vi giuro, vi confesso, sarà vostro tracollo. Quindi se voi piegate la testa e vi ravvedete, ancora ce la fate a schivare questa autorete. Questa è un'altra bellissima poesia di Capalonga, una denuncia contro l'inquinamento proprio legato alla natura, legata a quello che sta succedendo, a quello che stiamo facendo contro la natura. Sì, ti dicevo questo, Sandina, che vediamo noi stessi, insomma, che c'è inquinamento da tutti i punti di vista. C'è un'isola gigante nell'oceano, tutto di plastica, fatta di plastica. I ghiacciai quasi quasi non esistono più. Le fiamme avanzano soprattutto in estate perché di proposito danno fuoco a certe foreste proprio per poter costruire ancora case. Ed è tutta una cosa, insomma, siamo all'assurdo. Sì. Certo, ci vorrebbe un po' più di ordine, più di rispetto anche per la natura, anche rispetto per la natura. Ma dovremmo avere tanto rispetto per la natura, perché di terra ne abbiamo solo una. Non è che se ci giochiamo questa, insomma. Come? E dobbiamo collaborare per rendere migliore sia dal punto di vista, perché stiamo parlando anche molto del sud delle nostre parti, sia dal punto di vista del clima, che qui ancora ancora vediamo un clima più mite, migliore rispetto ad altre zone d'Italia, dell'Europa, e quindi dovremmo collaborare un pochino di più a cercare di mantenere sia a livello ambientalistico, sia a livello culturale, sia un po' tutto per la nostra Sicilia. A me fa piacere una cosa. Tu sai una cosa benissimo, Sandina, che in Sicilia ha fatto la primavera in questo periodo, non l'inverno. E tu lo sai come me. Sì. Però mi fa piacere, ti stavo dicendo, che i ragazzi, quelli giovani, sembra, tra virgolette, che si siano svegliati, dicono così non può andare avanti, dobbiamo modificare, dobbiamo sistemare certe cose, dobbiamo fare la raccolta differenziata, dobbiamo fare queste cose così, cosa che probabilmente almeno quello che possiamo da ora in poi non avevamo questo interesse, insomma, vabbè, dice fai tutta l'indifferenziata e basta, ma adesso ora stiamo andando verso una deriva, perché c'è il consumismo, per ora c'è il consumismo che porta il consumismo è molto che a nostro avviso era il bene dell'umanità. Adesso un po' ci stiamo rendendo conto che magari un po', insomma, così tanto bene non è, così come il petrolio. È un bene per tanto, ma così bene non è, insomma. Logico. Dobbiamo lottare per questo, dobbiamo lottare tutto il sud Italia, compresa la nostra isola, deve anche cercare di conservare tutti questi nostri borghi, questi nostri diciamo è come un patrimonio che abbiamo di una natura meno contaminata rispetto ad altre bellezze naturali, appunto, che si dovrebbero proteggere, si dovrebbero valorizzare.
solo da che non valorizzare. sappiamo tanto valorizzarle. Noi qui, ti dico, Certo, insomma, abbiamo un castello medievale bellissimo, sì, però non è tanto valorizzato. Anzi, io magari andandoci a fare il reading di poesie che ti dicevo, perché andiamo in questo bel castello di solito a farlo, sì, sì, allora magari poi ognuno lo manda nel proprio Facebook o Instagram o quello che sia, o fa vedere insomma a tutti i propri amici. certo, Eh, certo. Però a volte non siamo tanto bravi, devo dire, noi del sud, almeno qui della mia zona, a valorizzare le nostre cose, quello che abbiamo Le noi. nostre ricchezze. A volte non ce ne Le rendiamo nostre conto. ricchezze. No, non ce ne rendiamo conto. Io ho viaggiato, Sì. ho visto il nord, magari con nulla, non hanno niente. Quelle ti creano tante cose belle, diciamo, ti creano un villaggio Beh, ma non turistico. è tardi, non è tardi. Io vedo che Officina Mediterranea si sta occupando tantissimo. Per fortuna che è nata Per Officina Mediterranea, fortuna perché che mi piace tanto e la seguo ci sono sempre. queste belle rubriche che ogni giorno, se vengono seguite, dobbiamo fare molta riflessione. Domani viene al sud, viene al sud con Francesco Manfredi alle 19, che parlerà di Avigliano, della Basilicata. Sarà alle 19. Io invito tutti quelli che stasera ci stanno seguendo e anche altri, cercheremo anche di pubblicizzare, di mettere sui nostri profili, sulle nostre amicizie, su WhatsApp, su Messenger, dappertutto. Cerchiamo di incrementare, di pubblicizzare Officina Mediterranea con tutto quello che sta cercando di produrre, perché ogni giorno c'è qualche cosa di molto costruttivo che si sta facendo. Oltre alla poesia, alla musica, stanno facendo anche delle rubriche molto importanti. Ieri quella per la scuola, domani ci sarà questa per valorizzare il sud. Sono con la collaborazione di Borgo Camarda, che è un'associazione della Basilicata che sta facendo tanto per il sud, e cerchiamo di andare avanti e di portare avanti e di condividere tutto quello che si sta facendo e si sta dicendo in questa bellissima Sono rubrica, in queste felicissimo bellissime dirette della, che si sta facendo ogni giorno. Dobbiamo dico, sono ringraziare Donato Rinaldi che ci felicissimo, Sandrina. coinvolge ogni giorno, ci aiuta, ci sprona ad andare avanti, a Ce fare, ne vorrebbero speriamo di 10 essere dei all'altezza. donati. Certo, Sono felicissimo che ecco. Officina Mediterranea sia messa così adesso, che ogni giorno fa qualcosa, in modo Sì, che ogni giorno. insomma ci facciamo sentire. Il Insomma. martedì viene dedicata alla musica e alla poesia, il prossimo martedì ci sarà Giovanni Di Donato, il giovane cantautore che è molto bravo e molto apprezzato, si può dire in tutto il mondo, non solo dalle nostre parti, e quindi dobbiamo ringraziare queste opportunità che ci stanno dando. Per noi è un gran onore, una gran fortuna poter parlare della nostra arte, di quello che stiamo facendo. Ce la stanno anche valorizzando, noi aiutiamo loro, loro aiutano noi a valorizzare tutto quello che cerchiamo di fare. Una mano a vicenda ci stiamo dando, ecco. Certo, sì, è come. Anche a noi fa tanto piacere valorizzare la poesia, che poi un po', almeno parlo per me, è la mia arte principale, diciamo, quello che mi piace di più in ogni caso, che proprio nel sangue, sinceramente. E il fatto che molti ci stanno seguendo è già una vittoria, diciamo, una piccola vittoria del sud. Diciamo, questa è una piccola grande vittoria. Io vedo a volte molti ragazzi, molte persone, insomma, molta gente che non vivono al sud, ma vivono al nord, ma che ci seguono ugualmente, perché io spessissimo, quando posso, seguo sempre le vostre trasmissioni. Vedo che tante persone anche dall'Emilia Romagna, dal Lazio, da qualsiasi parte, da Ancona, insomma, dalle Marche, così, seguono. Seguono. Anche persone che da qui sono andate al nord per lavorare e che ora ci stanno seguendo, e anche per loro è una piccola vittoria il fatto che possiamo parlare della nostra terra e di quello che facciamo. E parlaci anche delle associazioni a cui appartieni, perché qua ho letto che appartiene all'Accademia. Io nel 2018
Mhm. L'amico e poeta Salvatore Mirabile di Marsala Sì, mi ha, sì, lo conosco anch'io. chiamandomi, forse di nome lo conosce, forse di No, presenza, lo non so. conosco, ho partecipato così da lontano, Ah, ho mandato pure da loro le mie ho poesie e ora di una capito. mia poesia hanno fatto una canzone, di una mia poesia hanno Eh, fatto una canzone e l'hanno presentata lì a Marsala, sì, a sì, al Marsala, Museo sì, sì. No, Mirabile. io Al sono Museo stato Mirabile c'è diverse anche volte. il ritratto che ho fatto per Ah, lui, per Salvatore, per la moglie che gliel'ho la donato Enzo, sì, nell'occasione del sì. loro anniversario. Sì, sì, Ho sì, è capito. esposto lì al No, io museo. dico, mi aveva chiamato allora, nel 2018 stiamo parlando, dicendo che aveva voglia di fondare un'associazione culturale, chiaramente, che parlava più di poesia, e dice così, tanto magari, anche perché le spese erano parecchie, diciamo, facciamo un poeta per ogni provincia siciliana. Sono 9 province, quindi 9 poeti. Poi magari dove Palermo, Catania e Messina, che sono molto più rappresentate, ne mettiamo 2, in modo che siamo 12 persone. Ma poi in Mhm. realtà fummo 9, anche perché mancavano un paio di province, così da Catania c'era soltanto una persona allora. Sì, Abbiamo non fondato ho questa potuto partecipare. associazione. Purtroppo, dopo averla fondata, abbiamo fatto un primo raduno a Catania ed è arrivato il Covid. Covid per Sì, 2 anni sì, e rotti, insomma, non ci siamo più potuti riunire. certo. Adesso, finito il Covid, ci siamo riuniti in un'occasione, noi soci fondatori, che siamo in 9, ci siamo riuniti a Palermo. Tony Causi, Antonino Causi, insomma, aveva visto insomma, dove poterci riunire, anche perché ancora si era che sì, con le mascherine, però si poteva stare un po', anche se avevamo ancora le mascherine. E allora abbiamo deciso Certo. di rifare nuovamente il presidente, perché dopo 3 anni si doveva rifare il presidente. Abbiamo eletto Angela Buono. Angela Buono è catanese Mhm. ed L'ho conosciuta, sì. sì, ha organizzato un fantastico, spettacolare, adesso ad ottobre, reading poetico di tutti, non Mhm. soltanto quelli che partecipavano, un po' chi voleva, il 22 di ottobre ad Aci Sant'Antonio, la città del Sì, carretto siciliano. Io lo dico per coloro che siciliani non sono, so che è la città del carretto siciliano, Aci Sant'Antonio. siciliano, sì, sì, sì. Io ringrazio ancora una volta Angela Bono per avermi fatto passare questo pomeriggio bellissimo, anche se da me io ho fatto 200 chilometri, insomma, di andata, Certo. aspettando per tornare, ho fatto 40 chilometri, però è stato più bello veramente, una giornata fantastica, meglio di così. Valorizziamo il sud, valorizziamo il sud. Sì, sì. Valorizziamo il sud. Eh, e quindi, cioè, adesso comunque sicuramente, sempre tramite l'associazione, senza orme di dubbio, in questa primavera estate faremo senza dubbio altre cose che poi Bene, faremo bene. sapere. Auguriamo di Senza poter fare dubbio così. sarà sempre più, cioè, i primi anni sono stati purtroppo devo dire che erano per il Covid e non abbiamo potuto fare tanto. Ecco. Certo, certo. Eh, Adesso penso che Donato ci manderà un'altra videopoesia, sempre della mia, di una mia poesia che proprio parla della natura e del tempo e così poi possiamo salutare e ringraziare tutte quelle che ci stanno seguendo, che invitiamo sempre a seguire anche le altre rubriche di tutti gli altri giorni, perché sono l'una più interessante dell'altra, l'una più costruttiva dell'altra. benissimo. E tace, al soffiar dei venti sgomenti i rami, a cercar nuove forze.
La linfa scorre per arrivare ai germogli, teneri e fragili, di nutrimento mai satolli. Una stagione a risvegliar la terra che di rugiada si imperla solo all'alba. Si infuria la tempesta, mentre di primavera si veste la natura e tace. Tempo che veste di silenzio i giorni, che non saranno più come era un tempo. E tace, parole e voce di Santina Gullotto. Allora, intanto ringraziamo Salvatore Capalonga per aver partecipato a questa intervista, per averci letto le sue poesie, per averci detto tanto di Grazie questo. a voi per avermi avermi invitato, ecco. Certo, Grande no, grazie a te, è giusto, a è Donato giusto, e è a doveroso. Tecnologie per avermi invitato. Ecco, poi ringraziamo a tutti quanti quelli che ci hanno seguito, che ringrazieremo in particolare, finita la trasmissione, a tutti quelli che hanno condiviso e a tutti quelli che ci supportano ogni giorno in quello che stiamo facendo. Ricordo che il prossimo martedì ci sarà Giovanni Di Donato con un altro poeta o poetessa a fare la trasmissione Questa musica e poesia, mentre ringraziamo soprattutto il nostro regista Donato Rinaldi, che con maestria conduce questo programma e ci guida in maniera bellissima, che ci crea anche, ci aiuta a creare queste videopoesie che trasmettiamo. E dobbiamo ringraziare l'associazione Brogo Camarda che collabora con lui per la riuscita di queste rubriche molto ma molto interessanti. Poi vi ricordo che domani ci sarà Francesco Manfredi che presenterà Viene al Sud, la rubrica Viene al Sud, ci presenterà a Avigliano alle ore 19, Avigliano del Basilicata. Ringraziamo ancora una volta a tutti quelli che ci seguono, che ci commentano. Ringraziamo la poesia, ringraziamo l'arte, la cultura, che possa ogni giorno esserci di aiuto. E cerchiamo anche noi di aiutare gli altri con tutto quello che possiamo fare. Salutiamo tutti e vi invitiamo a seguirci ancora se siamo state di vostro gradimento. Ci scusiamo per gli errori, per qualcosa che non viene fatta come dovrebbe essere, ma penso che il calore umano che trasmettiamo e che cerchiamo di trasmettere possa perdonare i piccoli sbagli. Salvatore, saluta tu un po' tutti quelli che ci hanno seguiti. Io ringrazio tutti che ci hanno seguito, li saluto a tutti, sicuramente ci sentiremo anche tramite messaggi i giorni seguenti, quando tutti inviamo qualcosa. E volevo ricordare una cosa che non ho detto. Da un po' di tempo in qua, sì, da poco sinceramente, da un paio di mesi, ho attivato un mio canale YouTube. Dove un mio canale YouTube dove ci sto cominciando a mettere tante poesie.
E allora il canale si chiama Poetas di Salvatore Cappalonga. Chi vuole essere ecco. può andare a vedere tante mie poesie che sono lì. Al momento ce ne saranno una quarantina, ma man mano ogni tanto ne vado aggiungendo, giornalmente ne aggiungo altre. Non dico Si giornalmente, ma migliora. tutti i giorni si va avanti, anche perché sto imparando adesso, insomma, a usare bene YouTube. Prima non ero tanto bravo, effettivamente. Ma adesso sì. Si migliora col tempo, dobbiamo migliorarci, sì. Abbiamo tutti da imparare sempre nuove cose, nuove. Tante cose ancora da imparare, di conseguenza... Tutti, non si finisce fino alla fine, non si finisce mai di imparare, dobbiamo sempre migliorarci. Certo, dobbiamo sempre migliorarci. Sì. E Donato Rinaldi sta occupando di fare, anche lui ha fatto un canale YouTube proprio per Officina Mediterranea, dove sta inserendo diverse mie videopoesie, anche di altri autori. È una bellissima cosa che man mano seguiamo, condivideremo nei nostri profili, tra le nostre amicizie. È un lavoro, un grande lavoro che si sta facendo, e ringraziamo ancora. Ricordaci i tuoi libri, dove si possono trovare, il tuo libro la tua silleggia di poesia, dove la possiamo trovare? La possiamo trovare su Feltrinelli oppure su Billeci, o si può trovare nelle cose universitarie, nelle librerie universitarie, ma soprattutto Feltrinelli, anche su Amazon. Anche su Amazon c'è. Oppure basta che se si mettono in contatto con me gliela mando io e gliel'autografo pure, insomma, è tutto qua. Certo, più personalizzato, diciamo più personalizzato. È personalizzata, sì, però dico, se vanno su Feltrinelli più personalizzato. Sicuramente. Sì. Certo, lo faccio anch'io con i miei libri, lo faccio anch'io. Sì. E allora ringraziamo ancora di nuovo tutti, salutiamo tutti, vi ricordiamo la trasmissione di domani, soprattutto alle ore 19. E Francesco Manfredi ci presenta Avigliano della Basilicata per Viene al Sud. Non ci dimentichiamo di seguirci continuamente l'un l'altro e di collaborare, valorizzarci. Che posso dire? Grazie ancora a Donato che ci sta aiutando ad andare avanti, a fare anche noi ad apprezzare noi stessi e gli altri. Tutte queste cose interessanti che cercheranno di arrivare a molte persone e che ci aiuteranno un poco tutti a migliorarci, diciamo, e ci renderanno la vita più lieve. Tutto quello che ci circonda di difficile ci può essere meno pesante, più leggero. Salutiamo ancora un poco tutti, vi raccomando, seguiteci, soprattutto domani, ore 19, e poi ogni giorno ci sarà una nuova rubrica con i propri orari. Di nuovo a tutti, buona serata. Tutti, anche io, buona serata a tutti. Buonasera. Grazie a te.